al via la seconda edizione de Il piatto di Federico II a Monselice. Il progetto è stato presentato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sala rappresentanza della provincia di Padova. Dopo il successo della prima edizione del piatto di Federico II del 2021, l'assessorato alla giostra del comune di Monselice, con la fattiva collaborazione di ASCOM, Comitato Giostra della Rocca e Proloco Monselice e con il patrocinio della provincia di Padova e della regione Veneto, intende valorizzare e incentivare la ristorazione del territorio, coinvolgendo i cuochi di ristoranti, trattorie, agriturismi, punti di ristoro. I cuochi si cimenteranno anche quest'anno nella realizzazione del piatto di Federico II, preparato con ingredienti e prodotti in uso nel Medioevo, ai tempi dell'imperatore. Plaudo a questa bella iniziativa, ormai giunta alla seconda edizione del piatto di Federico II. Certo che un richiamo storico all'epoca di Federico II deve averla per coerenza il piatto, almeno per i contenuti, è una rivisitazione nel modo di cucinare, però i prodotti sono prodotti tipici che abbiamo noi nel territorio, il lattonziolo ad esempio degli Euganei, oppure un ragù di corte, il pollame c'era già all'epoca, oppure la cosa invece notevole, usare la mandorla può servire. L'aspetto dolce veniva comunque utilizzato già nei piatti medievali. Poi abbiamo, legati sempre al territorio, molto più vistoso e anche coreografico, il cappero. Noi abbiamo pareti di capperi a Monselice, tutti elementi proprio portati a Monselice dall'epoca di Federico II. A differenza della scorsa edizione, quest'anno ogni ristoratore preparerà il proprio piatto e lo presenterà in una serata a tema nel proprio locale, dove inviterà i suoi clienti e ospiti a degustarlo. Un importante supporto viene dato dall'associazione di categoria ASCOM e dalla Proloco di Monselice. L'iniziativa del piatto di Federico II, che è la seconda edizione, noi come ASCOM l'abbiamo subito supportata e con entusiasmo. E il fatto che anche venga distribuita così in un periodo che va tra la Giostra della Rocca e la Fiera dei Santi e proprio rappresenta come un'agenda dove avremo i vari ristoranti che possono appunto proporre delle serate a tema. È proprio un collegamento che facciamo tra due eventi importanti proprio per dare, riconoscere la storia di Monselice e anche cavalcare la sua identità medievale appunto in riferimento al piatto di Federico II. La Proloco di Monselice è orgogliosa anche quest'anno di far parte della squadra nell'organizzazione della seconda edizione del piatto di Federico II. Il nome stesso, Federico, ci dà l'emblema di cosa è stato del grande personaggio nelle sue varie sfaccettature, compresa quella culinaria. Lui è riuscito a conoscere l'Italia di quel periodo in tutta la sua lunghezza e penso che sia stato proprio un buon promotore turistico anche nei piatti che è riuscito a riportarci fino ai giorni nostri. La Proloco sempre in prima linea accanto all'amministrazione comunale, accanto all'ASCOM, alla Giostra della Rocca, per valorizzare quello che è il nostro territorio. Un contributo alla realizzazione del piatto di Federico II viene sostenuto dalla Fondazione Federico II di Jesi, con cui l'amministrazione comunale di Monselice ha suggellato un accordo di collaborazione per la conoscenza, valorizzazione e divulgazione del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, paesaggistico e gastronomico che offre.
Quest'anno l'evoluzione del piatto Federico II ci porterà tranquillamente ad creare un tavolo con l'associazione di Federico II di Jesi e altre realtà italiane, un tavolo di concertazione, chiamiamolo pure così, dove si parlerà di Federico II, si parlerà di un percorso enogastronomico, l'idea è quella di un percorso enogastronomico a livello nazionale per dare smalto a quello che è stato la vita di Federico II in Italia. La provincia di Padova sostiene appieno l'importante evento di Monselice. Ringrazio la città di Monselice e tutte le associazioni di volontariato, le associazioni locali, la Proloco, le associazioni di categoria che concorrono a questo meraviglioso appuntamento che è il piatto di Federico II, un'occasione stupenda che attira appassionati e cittadini non soltanto della città di Monselice e della provincia di Padova, ma addirittura in un contesto più ampio, perché raccontare e parlare delle tradizioni, soprattutto quelle culinarie, è una grandissima occasione di crescita per il territorio e anche di mettere insieme i vari attori del tessuto sociale della nostra comunità.